allarme per l'arrivo del lupo nella Marca, in particolare nella fascia pedemontana. Agricoltori e allevatori chiedono misure urgenti per gestire il fenomeno. Non si placa la polemica attorno alla scuola di Mogliano e al mancato allestimento del presepe. Riunione tra genitori e scuola, ribadita la linea, dure le parole dell'amministrazione. E sulla vicenda anche il commento del vescovo di Treviso. Inutile fare il presepe se non se ne capisce il valore, libertà di scelta, parliamo di fede, non di politica. Ampliamento dell'aeroporto bocciato dal Ministero dell'Ambiente, vittoria dei residenti, l'ira del sindaco Mario Conte, attacco allo sviluppo del territorio, chiedo che il ministro venga qui a chiarire o andrò io a Roma. Proprio l'aeroporto rinascerà dopo 40 anni del presidio dei Vigili del Fuoco, individuata una nuova area, intanto si traccia un bilancio dell'attività nel 2019, oltre 6.000 interventi. Calcola male la manovra sulla rotonda e si rovescia con il tir, incidente a Villarazzo di Castelfranco, autista illeso ma traffico nel caos. Inizia domani a Treviso la 3 giorni del Festival di Filosofia per giovani pensatori, il primo evento del genere rivolto agli studenti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo anche questa sera con l'allarme lupo nella Marca, in particolare nella fascia pedemontana. Gli agricoltori chiedono di gestire il fenomeno prima che si ripeta il copione di distruzione accaduto nel Bellunese. Diciamo che è un problema della montagna, ma oramai anche di tutti i comuni della pedemontana e non solo, dove la presenza del lupo, i passaggi del lupo sono assolutamente certificati. Quella che fino a pochi giorni fa era un'ipotesi, adesso è una certezza. I lupi sono arrivati nella Marca scollinando dall'area bellunese, in particolare dalle Intiaie e dalla Val Belluna. Per il trevigiano quindi il fenomeno non è più solo confinato sul massiccio del Grappa. L'asino sbranato la scorsa settimana sul Monte Cesen ne è la prova, ma le segnalazioni si susseguono. Fabio Curto è vicepresidente della Confagricoltura di Treviso e imprenditore agricolo proprio sul Cesen. L'arrivo del lupo quindi lo interessa di prima persona. Ora inizia a creare anche i veri e propri danni visibili proprio agli allevatori e a tutta l'attività appunto zootecnica. Del resto, le storie e le immagini che ormai quotidianamente arrivano dal Bellunese raccontano di imprenditori preoccupati e danni. Lo sa bene Giancarlo Curto, che sempre sul Cesen possiede un'altra malga. Dice che se va avanti così il prossimo anno non porterà gli animali al pascolo e non è affatto l'unico. Gli allevatori sono assolutamente preoccupati dell'attività appunto zootecnica e della malga per le prossime estate, per il prossimo periodo estivo. Da qui la richiesta di gestire il fenomeno della fauna selvatica, non solo il lupo, ma anche i cinghiali, tornati prepotentemente a fare danni. Questo è un gravissimo problema che si innesta in un problema ben più ampio, che è quello della gestione della fauna selvatica, che parte dal lupo ma ha con sé anche cinghiali, cervi e tutta quella gestione appunto, o meglio non gestione della fauna selvatica che oggi è presente nel territorio non solo regionale ma nazionale in genere. Andiamo a Mogliano, dove non si placano le polemiche attorno alla scuola elementare di Zerman e al mancato allestimento del presepe. Ieri c'è stato l'annunciato incontro tra la scuola e i genitori ed è stata ribadita e confermata la linea adottata dalle maestre, ma il clima a Mogliano è tesissimo e la vicenda ormai è arrivata a carattere nazionale. Siamo tutti serenamente in appoggio alle maestre che quest'anno semplicemente hanno deciso di festeggiare il Natale con altri decori, altri addobbi. Abbiamo condiviso tutto questo con anche i genitori e diamo tutti serenamente appoggio alle maestre. Alla fine i genitori di Zerman hanno deciso di appoggiare le maestre e la direzione. Nessun presepe a scuola per queste festività in nome della libertà scolastica. Questo è l'esito della riunione che si è tenuta alla presenza del rappresentante di quartiere. Tutti compatti quindi, nonostante all'inizio il caso fosse stato sollevato proprio da alcuni genitori. Nessuna preclusione sul presepe dunque, si vedrà il prossimo anno, ma intanto si parla di strumentalizzazione politica. È stato montato un caso mediatico che non ha motivo di esistere, è stato strumentalizzato dalla politica e si chiede sinceramente di concludere tutto questo disastro. E a sperare in un dietrofront fino all'ultimo il sindaco. Questo impuntarsi nel non fare il presepio mi preoccupa, si poteva trovare una soluzione diversa. Io speravo in una soluzione di mediazione e il presepio, simbolo di pace, questa volta non è riuscito a portare la pace.
Conferma la linea dura invece l'assessore Pavan, che nei giorni scorsi si era detto pronto a portare il presepio a scuola. Siamo pronti, però solo ed esclusivamente se quel simbolo del nostro Natale, dell'amore caritatevole, venga accolto in maniera adeguata e soprattutto rispettato come tale. E in una Mogliano che si sta addobbando per le feste è difficile trovare qualcuno dalla parte delle maestre. I toni sono tutt'altro che natalizi. Per esempio è una cosa che è sempre stata fatta e sempre deve essere fatta per conto mio, insomma, ecco. Ricordo anche quando ero piccola io, era sempre divertente, un motivo per stare tutti insieme, insomma. Sì, è una tradizione, insomma, allora cancelliamo tutte le tradizioni, cosa succede? E sulla vicenda interviene anche il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, per il quale il presepe è un simbolo d'amore e di umanità, ma soprattutto una questione di fede e non di politica. Chi vuole mettere il presepio lo mette con questo spirito di testimoniare la fede che Dio ha in noi. E chi non lo vuole mettere, io auguro a tutti che sappiano cogliere l'umanità, che sappiano essere a servizio dell'umanità. Inutile fare il presepe se non si crede o non si è disposti ad ascoltarne il messaggio. Questo in sintesi il pensiero del vescovo di Treviso Michele Tomasi sul mancato allestimento del presepe alla scuola di Zerman, una questione non politica ma di fede. Il presepio è un annuncio del Vangelo, dice l'incarnazione di Cristo nella nostra storia, quindi ha molto a che fare con la fede. Quel presepio lì, ed è la grande fantasia di Dio secondo me, ci fa vedere il bambino piccolo, povero, escluso, ci sono i pastori, ci sono gli esclusi, i poveri, ci fa vedere l'umanità che ha bisogno di cura. E umanità, sempre a sentire il vescovo, è anche massima libertà di scelta. Poi le scelte sono le scelte individuali, siamo in una società dove c'è posto per tutti, ma che diventi un simbolo di vero amore e di servizio ai più piccoli e ai più poveri. Ancora ladri in azione a Roncade. Dopo San Cipriano è stata la volta di Biancade vivere l'incubo dei furti in abitazione. Anche stavolta i banditi sono entrati in azione appena è sceso il buio, in via Carboncine. Il primo colpo quando mancano pochi minuti alle 18. Nel mirino dei ladri una villetta, marito e moglie sono fuori casa. Nell'abitazione accanto i genitori della donna stanno giocando con il nipotino. Poco più tardi arriva il genero. È venuto subito in cucina, ci sono i ladri, ci sono i ladri. L'uomo con il suocero rientra in casa e scopre quanto accaduto. Sono entrati per la porta secondaria, hanno sfondato e sono andati in camera, hanno disfatto tutto. Pochi minuti per mettere a soqquadro le stanze e scappare con contanti e gioielli dal grande valore affettivo. Soldi e tutti quanti gli effetti personali, perché c'era anche una fede di mia mamma e la catenina del bambino. I banditi fuggono poi attraverso i campi, il tempo di spostarsi qualche metro più in là. Obiettivo stavolta l'abitazione del signor Pillon, sono circa le 18:30. Vedi il fango, è rimasto qua ancora il fango, loro sono entrati di qua, vedi, hanno sforzato, dopo hanno schiacciato qua, vedi, e hanno rotto. I ladri non hanno però il tempo di portare a termine il loro piano, entra in funzione l'allarme che attira l'attenzione del vicino di casa che esce a controllare. Come sentendo suonare l'allarme sono venuto qui, ho suonato il campanello, con la pila facevo chiaro in giro qua. Episodi che oramai sono diventati quotidiani. Qua su 500 metri, 1, 2, 3, è la quarta casa nel giro di un mese, del giorno di Santi. Intanto sul fronte prevenzione non si ferma il lavoro delle forze dell'ordine. I carabinieri di Conegliano la scorsa notte hanno arrestato in flagranza di reato un italiano di 26 anni per furto aggravato. Nello zaino che aveva con sé i militari hanno trovato numerosi arnesi da scasso, un coltello a serramanico ed una divisa completa della polizia locale rubata poco prima. Un tir si è capovolto affrontando una rotatoria a Castelfranco. Castelfranco Veneto se l'è vista brutta un camionista alla guida di un auto articolato che trasportava pannelli proveniente da Bolzano. Affrontando la rotatoria lungo la circonvallazione in località Villarazzo ha calcolato male la curva, sbandato e il rimorchio si è capovolto. Illeso fortunatamente il conducente, ma la trafficatissima arteria è stata chiusa parzialmente al flusso veicolare per consentire le operazioni di recupero del tir, operazioni che si sono protratte per ore con inevitabili disagi al traffico. Voltiamo pagina, parliamo dello stop all'ampliamento dell'aeroporto Canova di Treviso. Esultano i comitati mentre il sindaco Conte vuole portare il ministro Costa in città. Aeroporto Canova, il ministero dice no.
No all'ampliamento, che poi significa aumento dei voli. Tutto bloccato da quello che sembrava, dopo anni di discussioni, l'ultimo esposto dei comitati prima della resa finale. Al Ministero per l'Ambiente si è deciso di rispedire tutto il faldone del progetto di nuovo all'attenzione della Commissione di valutazione per l'impatto ambientale, che l'aveva approvato con prescrizioni ad agosto. Noi speriamo in una seria revisione delle prescrizioni e non si può barattare, come hanno fatto il Comune di Treviso e la Regione Veneto, l'aumento dei voli con la salute dei cittadini. Comitati che ora chiedono più controlli. È ora che le autorità facciano la valutazione di impatto sanitario. Intanto continua la battaglia per condividere equamente arrivi e partenze anche sul cielo di Treviso. Tutti i voli non è che se li può sorbire la popolazione di Quinto. Bisogna che il Comune di Treviso capisca questo. Se non si può fare, e allora ci sarà il limite dei voli per quello che sarà prescritto, rimarrà 16.300 voli. Di tutt'altro avviso il sindaco di Treviso. Lo vedo come un attacco allo sviluppo economico di un territorio. Non ci sono, secondo il mio parere, motivazioni per avere questo ulteriore rallentamento, che tra l'altro aveva già superato la via regionale e la via nazionale. Sindaco per nulla intimorito della decisione del ministro Costa. Mi piacerebbe invitarlo qui per fargli capire quali sono le potenzialità di un territorio, lo sviluppo turistico, culturale e imprenditoriale di questo territorio. Credo che l'invito non lo accoglierà, se lo accoglie bene, se non lo farà andrò io a chiedere chiarimenti, perché non si può più continuare a perdere tempo in questo Paese. E proprio all'aeroporto rinascerà dopo 40 anni il presidio dei Vigili del Fuoco, se ne è parlato in occasione del bilancio degli interventi nel 2019. Questa è la caserma dei pompieri dell'allora aeroporto San Giuseppe di Treviso. Immagini del 1980 per una struttura che, contrariamente al resto dell'aviosuperficie, in questi 40 anni è rimasta sempre la stessa. Ma dal 2020 si cambia. Erano tanti anni che i Vigili del Fuoco aspettavano di Treviso, aspettavano una nuova sede. Quella che esiste ha delle caratteristiche ormai insufficienti, però il problema credo che sia stato già risolto, in quanto è stata individuata l'area, è stata acquistata e quindi parte la progettazione. Soddisfazione dal comando che nell'occasione della festa di Santa Barbara ha stilato il consuntivo di un anno di interventi culminati con il rogo di Riese del 26 ottobre. Sono stati oltre 6.000 gli scenari affrontati con una media di 16 interventi al giorno, molti di questi legati ai cambiamenti climatici. Tra i numeri la velocità di azione intorno ai 15 minuti e il calo del 40% di interventi per roghi in aziende. In quei 15-16 minuti la nostra non presenza viene compensata da un'intensa attività formativa nelle aziende dove provvede il personale stesso delle aziende. Un corpo che nella Marca conta 353 unità effettive più 87 volontari, ma che sta invecchiando. Il fatto di essere più anziani non significa che diminuisce la risposta e il Ministero sta provvedendo a effettuare nuovi concorsi per le nuove assunzioni. Pompieri che, al contrario di altre realtà, hanno voluto realizzare il loro presepio, quest'anno ispirato all'ambiente e ai roghi in Amazzonia, e benedetto dal Vescovo. Davvero adesso è la benedizione a voi, a questa forma di servizio, a questo modo di essere, permettetemi di dirlo così, forse sbaglio, ma servi per amore della nostra collettività. Cantieri aperti dopo le feste in centro Treviso, nel quartiere di Santa Maria del Rovere, dove si sta già intervenendo all'ex caserma Salsa. Qualcosa si muove nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere. L'hanno notato subito i residenti quando è sparita la foresta che per anni ha invaso la palazzina principale dell'ex Tommaso Salsa. Segnali che forse sono al via i lavori per la nuova sede dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza? E se per questa ex cittadella dell'esercito c'è ancora un punto di domanda, è invece certezza che, finite le festività natalizie, si aprirà il cantiere per le fognature e sottoservizi in piazza d'Armi e vie laterali.
anche se tecnici e operai si vedranno già dalla prossima settimana. Cominceranno i sondaggi sulle piante, sondaggi sulle intercettazioni dei sottoservizi e i carotaggi proprio per verificare l'apparato radicale delle piante. 300 gli alberi presenti che, salvo malattie o problematiche importanti, non verranno abbattuti. Intervento che per diversi mesi cambierà le abitudini dei residenti. Prima faremo della comunicazione ai cittadini, andremo prima con il sindaco a fare un'assemblea pubblica e a spiegare bene il parcheggio a tutti i cittadini della zona. Ma non sarà l'unico cantiere che a breve si aprirà a Treviso. Ecco le immagini di come diventerà un luogo unico quanto soggetto al degrado, che è il sottoportico di Corte San Parisio. Qui l'impegno di Cassogana ha coinvolto 2 assessorati per un risultato che si spera, oltre a dare dignità a questo luogo, mantenendo i servizi, ridoni alla città un pezzo della sua storia. Noi faremo invece il rifacimento delle pareti, quindi intonacheremo a nuovo le pareti con anche una ditta che sponsorizza, e soprattutto andremo a riqualificare e a restaurare la volta affrescata. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con lo sport volley, grande debutto nel mondiale per club dell'Imocco Conegliano, che nella prima gara ha battuto Istanbul, e domani si torna in campo. L'emozione dell'esordio non ha giocato brutti scherzi, piuttosto ha caricato le ragazze dell'Imocco Volley, che in Cina nella prima gara del mondiale per club hanno portato a casa una netta vittoria 3-1 contro le temibili avversarie delle Zacibasi Istanbul. Dopo un primo set dominato dalle Pantere di Conegliano, la battaglia si accende e dal secondo tempo è un crescendo. Dall'una e dall'altra parte c'è la voglia di vincere, di iniziare con il piede giusto l'avventura mondiale. Le campionesse trevigiane, nonostante abbiano davanti uno squadrone come quello di Istanbul, giocano senza tregua in attacco e in difesa. I primi 2 set vanno alle ragazze di coach Santarelli, 25-20 e 25-22. Nel terzo tempo sono le turche ad accorciare le distanze, portando a casa il set per 22-25. Ma le Pantere mostrano gli artigli e nel finale di gara danno il tutto per tutto. Il tabellone segna un 25-21 che ha il profumo di una vittoria storica, tanto più che conquistata contro un avversario di spessore. È stata una partita combattuta, divertentissima devo dire. E sono quelle partite che ci caricano, perché abbiamo dall'altra parte questi avversari che quasi sembra che abbiano già la vittoria in mano, ma invece noi gli abbiamo fatto vedere che siamo duri a morire, e devo dire che abbiamo espresso il nostro gioco, ma possiamo fare ancora meglio. Ma c'è poco tempo per godersi il successo. Domani l'Imocco torna in campo contro le padrone di casa, le cinesi dell'Evergrande Guangdong. Inizia domani a Treviso la 3 giorni del Festival di Filosofia per Giovani Pensatori. Ai tempi di Facebook certamente l'impressione è che i condizionamenti siano molto e sempre più vischiosi. Non si tratta di affidarsi quindi alla pancia ma alla testa, tuttavia nella filosofia c'è una valenza che è la passione, e questo aspetto passionale, direi sentimentale, emozionale, i giovani lo capiscono, sicuramente lo capiscono meglio di noi adulti, lo sentono. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi. La filosofia ai tempi di Facebook, 2 mondi lontanissimi per dirla con Battiato, o forse no. Ragionare, costruire e articolare un pensiero critico, lontano dalle semplificazioni da tastiera a cui ci siamo abituati, è ancora possibile. Fare filosofia è proprio questo. A ricordarcelo arriva a Treviso lo Young Thinkers Festival, Festival dei Giovani Pensatori, il primo evento del genere rivolto agli studenti. Di rendere protagonisti gli studenti di questa costruzione, insomma, di un pensiero critico, di una riflessione su un tema particolare che appunto in questa prima edizione è Dio. Spiritualità, dialogo critico, confini della libertà, temi cardine che all'Auditorium Appiani e al Museo di Santa Caterina saranno affrontati da personalità come il professor Umberto Curi, per poi dar spazio agli studenti. È un'occasione di dialogo dei ragazzi con queste personalità filosofiche, perché ulteriormente i ragazzi stessi presenteranno le loro relazioni. Non solo a studenti e professori, gli incontri sono aperti a tutti. Lasciamo adesso la Marca trevigiana e ci spostiamo nel Bellunese con la cronaca.
Tragico epilogo nelle ricerche di Angelo Dalla Favera, l'80enne di Quero, scomparso lo scorso 17 novembre. Il suo corpo è stato ritrovato all'interno dell'auto raffiorata questa mattina dal canale Brentella tra Fener e Pederobba. Era finito con la sua auto nel canale Brentella, ingrossato dall'acqua del Piave nei giorni della piena di metà novembre. Solo oggi il tettuccio della sua Suzuki Jimmy è riapparso in superficie. È tragico l'epilogo delle ricerche di Angelo Dalla Favera, l'anziano scomparso dalla sua casa a Quero nel primo pomeriggio del 17 novembre scorso. Una domenica terribile dal punto di vista meteorologico. Angelo era uscito come d'abitudine per andare a giocare a carte in un bar del paese, ma lì dove gli amici lo aspettavano non era mai arrivato. La telefonata che la figlia Monica gli aveva fatto attorno alle 17:30 l'aveva localizzato attorno a Segusino. Dell'80enne però nessuna traccia, salvo 3 fermo immagine delle telecamere di sorveglianza a Quero e poi lungo la Feltrina, a Fener e ancora a Onigo di Pederobba. Il 25 novembre l'appello del sindaco di Quero, Bruno Zanolla, e la richiesta della figlia alla prefettura di scandagliare il Piave. E lì, nel canale del consorzio irriguo che preleva l'acqua del Piave, che scorre parallelo alla ferrovia tra Fener e Pederobba, Angelo Dalla Favera è stato ritrovato. Per il recupero sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra dei SUB di Vicenza e i carabinieri della compagnia di Feltre. All'Arma il compito di ricostruire la dinamica dei fatti. La magistratura ha disposto accertamenti per stabilire le cause della morte dell'anziano. Era una persona squisita, dice il primo cittadino di Quero, che lo ha avuto al suo fianco per 2 legislature come assessore ai lavori pubblici. Titolare di un'impresa edile, Angelo Dalla Favera, dopo la pensione, si era dedicato alla cosa pubblica con grande passione. Cordoglio fra i suoi concittadini vicini al dolore della famiglia. 8 ore di sciopero nel settore metalmeccanico il prossimo 10 dicembre in occasione della grande manifestazione nazionale indetta da CGIL, CISL e UIL, corteo dei lavoratori di ACC che attendono un segnale dal governo. L'adesione si preannuncia massiccia perché la crisi che ha investito il settore metalmeccanico è grave e sta mettendo a rischio migliaia di lavoratori a livello nazionale. Il 10 dicembre sarà una giornata di protesta anche per i lavoratori di ACC Wanbao. Noi organizziamo questa manifestazione che partirà da Borgo Valbelluna per terminare poi davanti all'azienda, alla ACC Wanbao, in stretta connessione con l'iniziativa anche nazionale. Quel giorno il settore metalmeccanico provinciale sarà in sciopero per 8 ore, quindi i lavoratori e le lavoratrici metalmeccaniche potranno aderire alla manifestazione. Hanno aderito anche i metalmeccanici regionali. All'iniziativa hanno aderito anche le organizzazioni sindacali di categoria del Veneto con i consigli territoriali di tutta la regione, oltre a CGIL, CISL e UIL. Obiettivo dichiarato: dare una spallata forte per la soluzione della crisi di ACC Wanbao per accelerare l'emanazione del decreto governativo salva azienda. Noi aspettiamo dal governo l'emanazione di un decreto con 2 finalità. La prima, dare mandato al dottor Castro di gestire una specie di commissariamento dell'azienda. Un altro decreto, allargato a tutte le crisi nazionali, che dia la possibilità di avere degli strumenti anche economici per affrontare il rilancio dell'azienda. Al governo i sindacati chiedono attenzione speciale alle nuove emergenze industriali che si profilano all'orizzonte anche in provincia di Belluno. Abbiamo tutti avuto la notizia che probabilmente a Safilo ci sarà una notizia, la proclamazione di alcuni esuberi, e quindi crediamo che il tema delle crisi aziendali, dell'impoverimento industriale provinciale debba essere tenuto in attenzione. Ci sono più di 190 tavoli di crisi, tutti con la stessa dignità, e quindi devono trovare un disegno di legge univoco per tutte queste crisi. Vi lascio ad una nuova puntata di 20:10, parleremo delle bellezze venete della nostra regione che attira ogni anno sempre più turisti in continuo aumento. Bellezze venete che saranno anche le protagoniste della nuova stagione della Zanzega, iniziata giovedì scorso. Di tutto questo parleremo insieme all'assessore regionale al turismo Federico Canere e a Daniele Marcassa, conduttore proprio della Zanzega. Adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al Meteo. Condizioni meteorologiche stabili, anche la giornata di mercoledì 4 dicembre sarà senza precipitazioni e con clima un po' più invernale. La situazione nel dettaglio.
Sul Veneto tanto sole su tutte le province della nostra regione, non sono previste piogge, il cielo sarà sereno e senza nubi come vediamo. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra -5 e 3 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 5 e gli 8 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, cielo sgombro da nubi. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime comprese invece tra 8 e 9 gradi. Non cambia il tempo anche sul Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Temperature minime sotto 0, massime tra 7 e 8 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.